devo dire che io mio fratello lo ammiro perché negli anni ha incontrato tante difficoltà, ma è sempre andato avanti. Anche quando qualcuno, a causa del suo essere autistico, gli ha detto: Damiano, arrenditi, lascia perdere, ci sono ostacoli più grandi di te. Beh, lui ogni volta cosa fa? Ci gira attorno, va oltre. E se qualcuno gli sbatte una porta in faccia, lui cosa fa? La riapre. E se gliela risbattono in faccia, lui cosa fa? La riapre. E se gliela risbattono in faccia, lui cosa fa? La sostituisco con una porta a soffietto. Sì. Sì, e comunque in tutti questi anni in cui abbiamo fatto video di divulgazione sull'autismo, è vero che da quando è nato Damiano ha dovuto affrontare molti pregiudizi, però da quando abbiamo iniziato questo percorso abbiamo ricevuto tantissimi commenti positivi. Sì, sul web ne sono arrivati di positivi, ma se dobbiamo essere onesti, sono arrivati anche dei commenti negativi. Negativi? Sì, Damiano, hai anche gli haters. E vai, allora sono proprio famoso! Vabbè, allora vediamone qualcuno. Vai con i commenti! I commenti? Sei pronto ai commenti? Vai, prendi, vai. Vai, mettiti qui. Sei pronto? Ok. Damiano, questa è per te. Damiano non ha niente. Finge di fare l'autistico. Margherita, Philip, pubblico, in realtà mi hanno scoperto, ero sotto copertura. Tu non sei mia sorella, tu non sei mio cognato, per fortuna. Io sono Super Damiano Man e sono un inviato della CIA. La CIA? La CIA, cioccolata alta qualità. Ma dovrebbe essere CAC. Cac. La verità è che io non sono autistico, lo faccio solo nei weekend. Certo. Damiano mette in mostra la sua malattia. Prima di tutto l'autismo non è una malattia, ma una condizione. Giusto. E poi io pensavo di mettere in mostra le mie capacità canore e il mio immenso sex appeal. Pure. Sì, ma che commento è? Damiano è autistico, si mette in mostra. Lui ama fare spettacolo, ama cantare, ama fare il gattino. E se lo fa chiunque altro che non è autistico va bene, anzi è un lavoro, no? Lo spettacolo, l'artista. Se lo fa lui, si mette in mostra. E poi noi due cosa dovremmo farlo? Chiuderlo in una stanza in modo che nessuno possa vederlo? Che poi ci abbiamo provato, esce tutte le volte, quindi non è che... Vabbè. Esce. Damiano, tu non sei autistico, sei solo timido. No, non sono timido per niente. Na 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 Sì, na na Damiano, sì, na si na 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 L'hanno Sì, capito. sì. Damiano, grazie, scusate. Magari Non è timido. riabbottoniamoci. No, Sì, nemmeno un po'. Vai, la prossima. È Bello. autistico, però... Dai, è intelligente. Non è autistico, però dai, è scemo. Le persone vi seguono sui social per pietà. Ah, quindi tu staresti dicendo che le persone che guardano i nostri video lo fanno perché facciamo pena. Vabbè, non lo dico io, lo dice Ciccio Banana 72. Certo. Ciccio Banana. Beh, però potrebbe anche essere vero. Anzi, facciamo una prova. Che dici? Facciamo una prova. Un'ottima idea, Margherita. Facciamo una prova per davvero. Vediamo se è vero che facendo pena aumentano i follower. Quindi, per favore, Filippo, prendi il cellulare, apri i social. Ecco. Vai. Philip, quanti follower abbiamo sui social adesso? Aspetta, ne apro uno a caso. Circa 300.000. Ok. E adesso? Dammi, 305.000. Più 5.000. Sono autistico. E adesso?
Aspetta, 320.000! Più 15.000. Ah!